Tagli lineari a scuola, sanità, cultura, università, enti locali e ancora nessuna norma per lo sviluppo. È il succo del maxi emendamento alla finanziaria venuto fuori dopo giorni di trattative tra governo, maggioranza e opposizione. Alla fine il testo che porta la firma del governo è composto quasi esclusivamente da norme fatte da riduzione di spesa, in linea con le osservazioni formulate in via informale dal commissario dello Stato che aveva posto dubbi su alcune poste di entrata del bilancio di previsione per il 2012. Le norme sullo sviluppo, ripulite dall'ufficio di presidenza dell'ARS per evitare l'impasse in aula, confluiranno in un disegno di legge straccio che sarà esaminato dall'aula dopo bilancio e finanziaria. Una mossa che non è piaciuta all'assessore all'economia Gaetano Armao, che ritiene essenziali le norme, ricordando che si trovano nel testo originario anche perché frutto di un accordo con lo Stato, nell'ottica di una politica di risanamento dei conti pubblici e di incentivazione alla crescita economica. I numeri del maxi emendamento, che in aula lunedì prossimo potrebbero variare ulteriormente, non lasciano dubbi, a cominciare da quelli sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare della regione, uno dei punti oscuri secondo il commissario dello Stato. È previsto un accantonamento negativo di 192 milioni 800 mila euro, cioè fino a quando non saranno realizzate queste entrate e ci sarà una riduzione della spesa pari a 100 milioni per il fondo delle autonomie locali, 50 milioni per il trasporto locale, 20 milioni per i collegamenti marittimi, più altri 22,8 milioni di tagli. Ma la sforbiciata riguarda anche la spesa della presidenza e degli assessorati regionali, ben 80 milioni e 700 mila euro in meno per la formazione del personale, teatri, università, ricerca scientifica, manifestazioni culturali e sportive. Quasi 5 milioni invece vengono tolti ad associazioni ed enti dell'ex tabella H, per i quali è previsto un taglio orizzontale del 10% per il 2012 e del 20% per il 2013 e il 2014. Tagli del 10% sono previsti per la manutenzione dei vivai, le aree attrezzate, i boschi demaniali e del 5% per il funzionamento delle sovrintendenze, enti parco e riserve naturali, contributi per attività teatrali per minori, salvi ma con importi minori, i rinnovi dei contratti del personale della regione e le graduatorie del CAS, inserite anche due norme sui cimiteri e i servizi pubblici locali.